Cosa aspetti? Va ora in onda Cultura e Arte con il professore Andrea Rognoni. A te la linea. Grazie carissimo regista. Oggi tanta carne al fuoco. Innanzitutto nella seconda parte subito vi richiamo l'intervista a Roberto Priora sui LEP, i livelli essenziali di prestazione, dal punto di vista non solo della stretta politica quanto della tipica riflessione prioriana, ecco, che è di gusto metapolitico, ma arriveremo naturalmente a capire il valore e il ruolo nel bene e nel male dei LEP, dei livelli essenziali di prestazione, proprio facendoci guidare per mano dalle riflessioni del Priora, perché è giusto poi parlare anche in questa sede, anche in una trasmissione di cultura, di aspetti che riguardano il progetto, il grande progetto federale, federalista, appunto, che anima gli uomini di buona volontà. Ecco, è una battuta un po' trita e ritrita. Esistono ancora gli uomini di buona volontà? Io penso di sì, nonostante tutto. Ed è giusto che vengano onorati nella maniera tale che si riesca a raggiungere gli obiettivi che vengono ritenuti i più giusti. Per noi, in questa radio da sempre, naturalmente con un valore aggiunto e più chiaro, più forte negli ultimi anni relativi alla libertà, quindi una visione liberale oltre che comunitaria delle cose, per noi da sempre il federalismo è diciamo il vessillo di base di tutti i nostri discorsi, anche culturali. Poi però nella prima parte abbiamo da parlare di Ligabue, Antonio, quindi non il musicista ma il notissimo, grandissimo pittore, morto nel 65, che rimane uno dei fari assoluti dell'arte del Nord, per tantissimi motivi. Sono passati 125 anni, infatti il 18 dicembre del 1899 nasceva a Zurigo, ovviamente da genitori emigrati italiani, e più particolarmente padani lombardo-emiliani, questo genio assoluto che è stato Antonio Ligabue. E quindi insomma va onorato per questa ricorrenza. Un altro argomento mi è sembrato di scegliere fra i tanti quello lanciato dal National Geographic. Il National Geographic è una rivista nota in tutto il mondo che vende milioni e milioni di copie e che ha anche una versione italiana curata da una redazione italofona, che propone ogni mese un numero interessante su argomenti che sono amati da chi da sempre si interessa di geografia, ecologia, etnologia, antropologia, demografia. Questa volta la copertina del numero di dicembre 2024 del National Geographic Italia è dedicato all'Italia lontana, perché fermare la fuga dai paesi periferici dove vivono circa 13 milioni di italiani è importante e possibile. È un tema al tempo stesso affascinante e sconvolgente che negli ultimi 20 anni ha tenuto banco attraverso varie modulazioni e declinazioni anche politiche, ma comunque di forte preoccupazione per i sociologi, gli architetti, i paesaggisti e quant'altro. È bene che questa rivista, che di solito insomma si interessa di tutto quello che è umano ed extraumano al tempo stesso sulla faccia della terra, si sia rivolta a questo argomento. Dopo ci ritorniamo. Prima però di parlare di Ligabue e della National, io vorrei citare un po' il fattaccio della settimana, perché noi abbiamo letto di una singolare vicenda che riguarda uno scrittore milanese che è diventato famoso negli ultimi anni dopo aver vinto il premio Strega. Parliamo di Paolo Cognetti. Cognetti, famoso per Le Otto Montagne, vincitore del premio Stessa, ma poi anche per tantissimi altri libri, film tratti dai suoi libri ed altre diciamo performance di convegni e conferenze, è stato vittima, fra virgolette, ma la parola non va equivocata,
oggetto, fate voi o vittima, di un trattamento speciale al TSO. Perché sarebbe stato individuato nella sua psiche un comportamento bipolare. Quindi in seguito anche a una forte depressione che ha accompagnato questa patologia, è stato internato attraverso il sistema TSO. Qui non sarebbe stato trattato benissimo e diciamo la confessione, al tempo stesso la denuncia, ma anche l'ammissione, insomma, di comportamenti che non sono più equilibratissimi da parte sua, ha tenuto banco sulle pagine della cultura. È difficile trattare un argomento di questo genere anche perché bisogna conoscere la psichiatria in tutti i suoi dettagli. Un conto è la psicoanalisi, un conto è la psicologia, ma la psichiatria ha le sue leggi specifiche. Vorrei dire, ci troviamo di fronte a uno scrittore ormai molto noto e famoso, sulla qualità dei cui libri si può discutere, perché insomma tutto è opinabile, è difficile adesso e non è neanche giusto in questo momento, come dire, compilare una sorta di scheda critica. Il problema qual è? Che specie dalle pagine di certi giornali di sinistra come La Repubblica sono arrivate delle denunce, cioè e dei lamenti. Uno su tutti Umberto Galimberti, notissimo filosofo monzese, ma anche altri, insomma, si sono un po' preoccupati di come è stato trattato il povero molto fra virgolette, Cognetti in questi ambienti TSO. Io, non essendo uno specialista di questa faccenda, non voglio esprimere dei giudizi. Bisogna vedere a che livello era la gravità del disturbo cognettiano, del Cognetti, e bisogna vedere poi realmente che cosa è successo. Da una parte io sono il primo, mi ricordo quando uscì Qualcuno volò sul nido del cuculo, che cosa successe in Italia, erano gli anni 70, primi anni 70, io ero molto giovane e fui il primo a preoccuparmi di questi argomentazione, tanto che poi quando uscì la legge Basaglia, ecco, volli commentare in una pagina scritta di allora, di un giornale di allora, quello che poi avvenne, quello che poi poteva avvenire riguardo ai trattamenti nei confronti di chi non ha più un perfetto equilibrio psichico. Ora però, sia perché è molto avanzata la ricerca, la cura medica, sono cambiati i tempi, non siamo più 50 anni fa per tanti motivi, la legge Basaglia ha avuto il suo corso e casomai ci ritorneremo assieme anche ad una persona collega così esperta anche di questo settore come la Francesca Corbella, però io voglio dire subito, non è un argomento facile e presenta sempre due lati della medaglia. Ecco, perché da una parte la difesa della libertà è sacrosanta, dall'altra bisogna anche vedere quali sono le cure realmente efficaci e se sono efficaci delle cure che magari sembrano repressive ma che salvano la situazione, allora diciamo l'aria tira in maniera diversa. Quindi mi fermo qua e rimando ad una successiva riflessione dove saranno più chiare tutte le questioni. Che poi si parla di questo solo perché siamo davanti a uno scrittore, ma la vita degli scrittori è un po' anch'essa cultura, mi capite? Io non li voglio deificare perché gli scrittori oggi come oggi poi spesso e volentieri riempiono la pagina di strafalcioni, però attenzione, noi siamo di fronte a dei testimoni di cultura che non hanno niente in più degli altri, nessuna prerogativa degli altri, ma che possono testimoniare urlando di più e avendo anche certe ragioni in più magari di certi altri, se del caso, anche perché c'è una ridondanza nel dibattito, nella eco mediatica, televisiva, social, che sicuramente va a inquietare un pubblico che pur non conoscendo bene tutte queste questioni e comunque chiedendosi nel caso addirittura avesse una particolare devozione verso il Cognetti,
come mai succedono certe cose. E fermiamoci qua. Guardate, fermiamoci qua, però parliamo di un'altra personalità artistica che proprio dal punto di vista psicologico diciamo, aveva presentato a suo tempo, a metà del Novecento, degli aspetti inquietanti. Parliamo di Antonio Ligabue. Pensate, esattamente 125 anni fa, il 18 dicembre del 1899, nasceva a Zurigo, Zurich, Antonio Ligabue. Figlio di emigranti tenoantri, per capirci, della pianura padana, aveva vissuto prima esperienze nella terra elvetica per poi ritornare ben presto nella nativa Gualtieri, dove c'è anche un interessantissimo museo Ligabue, la casa e il museo di Ligabue, che noi, in qualità di Arte Nord Cultura Padana, andammo a visitare qualche anno fa. La figura di Ligabue è sicuramente molto importante, così importante che nel 1977 venne proposta in televisione, la RAI, in maniera molto lungimirante, propose uno sceneggiato con l'attore Bucci a interpretare Ligabue, uno sceneggiato però che parlava della vita dell'artista, del grande pittore. E questo era poi già il risultato di una prima riflessione su Ligabue, che era stata molto forte nel corso proprio degli anni 70, in cui non a caso, e questo si ricollega a quello che dicevo prima, tu Setien, era emersa il dibattito sui problemi psicologici, che evidentemente negli artisti, penso a Modigliani, penso a tratti dello stesso Picasso o in altri grandi artisti e anche letterati, si appalesavano fin da allora nel corso del Novecento in maniera talvolta forte, o almeno più appariscente che in altri, paradossalmente, proprio perché si prestavano a una maggiore attenzione. Ora, Ligabue altro non era che la versione più edulcorata di un altro cognome, che era Laccabue. E comunque tutta la vita del Ligabue, che finirà nel 65, quindi a 66 anni, in seguito poi a un ricovero peraltro un po' tumultuoso in un ospedale psichiatrico, appunto, è contrassegnata da episodi di apparente psicopatologia, laddove evidentemente voi sapete, come è stato poi ben evidenziato in uno sceneggiato dei tempi d'oro della RAI, quando la RAI parlava ancora molto del nord, di ambienti, situazioni, personaggi, sfondi, paesaggi, figure artistiche e culturali del nord. Adesso questo non accade con la stessa intensità, ma siamo convinti che, diciamo, in fieri possano migliorare sicuramente le cose proprio a partire da alcune decisioni di questo governo nella gestire, che non appaiono peraltro ancora chiare nella loro direzione, ma noi speriamo tanto in bene. Ora il Ligabue ha una vita travagliata, che è fatta di manifestazioni o effervescenze psicopatiche, che è fatta di comportamenti sessuali un po' anomali, ecco, che è difficile adesso da irregimentare in un discorso chiaro e forte, in una manifestazione continua di rapporto con la natura. Egli viveva spesso tra gli alberi, sulle rive del Po, ecco, cioè, un vero padano, nel senso di aborigeno, ecco, padano, che amava da morire le acque, così da vivere a volte a tratti per giorni e notti in capanne diciamo strutturate per il caso, accanto al fiume, che amava da morire. Pochi come Ligabue amarono realmente il fiume Po. E quindi questa messa in scena istintiva, involontaria, ecco, apparteneva al personaggio nella stessa misura in cui, ed è la cosa più importante per noi,
egli produceva delle opere artistiche di ispirazione che potremmo chiamare naif, ma è un naif molto sofisticato e con un cromatismo eccezionale e geniale per certi aspetti, in cui accanto a paesaggi, flora e fauna nostrana, proprio tipica a sfondo fluviale nostrano, abitando lui a Gualtieri proprio è il baricentro di tutta il corso orientale del fiume, e beh, lui oltre a questo faceva anche moltissime opere, moltissimi quadri, moltissime pitture che ritraevano animali, a volte anche flora esotica. Tigri, leoni, felini di alta stazza, o altre forme anomale o mostruose che venivano partorite dalla sua mente fantastica. Le opere di Ligabue vennero attenzionate quando lui era già cinquantenne da alcuni critici, che cominciarono a notarne la capacità espressiva notevole, la immaginazione straordinaria, e il fascino di Ligabue è proprio questo rapporto fra nostrano padano fortissimo che lui sentiva dentro di lui e l'esotico, il mondo esotico, che vedeva come contraltare, capite, alfa e omega. Guardate che questo è poi un segreto del vero nord italiano, quello di riuscire a relazionarsi sull'asse del vicino e dell'estremo lontano, per continuare a valutarne in qualche modo il rapporto proficuo, teso ma al tempo stesso costruttivo della faccenda. Quindi tutto questo va bene, certo, anche per Genova e Venezia come città del mare che hanno avuto a che fare con l'Oriente, ma va bene anche per la Lombardia, specie meridionale, l'Emilia pianeggiante, il Piemonte orientale e ovviamente il Veneto, che in qualche modo hanno vissuto questa ebollizione interiore, no, che riguarda il rapporto nostro e lontano. Ecco, la fascinazione del mondo lontano non è altra che una marcatura dell'attaccamento alle radici, che in qualche modo vengono poste in un contrasto radicale ma costruttivo rispetto alla realtà. Lui, Ligabue, vagava come un matto in mezzo a questa pianura, ancora allora, siamo negli anni 50, inizio 60, forestata, insomma abbastanza boscosa, ora meno, e per tutta una serie di fattori che conosciamo. In qualche modo ne subiva il fascino come subisce un bambino rispetto al grembo materno in cui vorrebbe definitivamente ritornare. Fatto sta che l'opera di neo-naif di Ligabue è stata valorizzata tantissimo da critici come per esempio anche Vittorio Sgarbi, che salutiamo, e tanti altri che hanno valutato proprio Sgarbi. Voi sapete che parla sempre di padania, ecco, la padania viene incarnata secondo lui molto bene dallo stesso Ligabue, ma più in generale sono stati tantissimi critici, tanto che la prima grande mostra di Ligabue, che è stata di un enorme successo, è stata fatta a Orzi Nuovi nella Bresciano, dove appunto mi ricordo io andai assetato di vedere le opere di Ligabue, perché Ligabue è proprio uno di quei pittori che, se si vedono in cartonato, catalogo e cartaceo, non rendono affatto quello che invece è visibile nella realtà attraverso la sua. Pensate all'autoritratto, che poi è anche al centro del promo di questa trasmissione, che raffigura con un realismo atroce l'alterazione facciale visiva quasi alla Lombroso di se stesso, del Ligabue stesso naturalmente, ma in una forma che esalta al massimo quella che era la sua vena maggiore, quella proprio del far emergere gli aspetti
feroci della personalità umana, della personalità felina, della personalità di qualsiasi persona o di qualsiasi cosa che lui andasse a ritrarre. Quindi sono tanti spunti che adesso appunto a 125 anni dalla nascita vanno tenuti buoni, sempre per ricordarsi di questo genio assoluto dell'arte italiana e padana. La rivista National Geographic parla di Italia lontana. In pratica, vi leggo subito il sottotitolo dell'articolo per capirci: circa 13 milioni di italiani vivono lontani da scuole, ospedali e ferrovie. Ma quelli in fuga sono sempre di più. Metterli in condizione di restare non è facile, ma è nell'interesse di tutti. È una querelle che negli ultimi 10 anni è diventata virale, come si dice, anche sui social, ma non solo. Dunque, in pratica noi ci troviamo di fronte. Lasciamo perdere l'Europa, certo, un problema anche dell'Europa, però pensiamo all'Italia come patria. Ci troviamo di fronte ad un esplodere di tematiche urbane, penso a livello demografico, demologico, culturale, psicologico, politico, penso alle periferie delle grandi città, soprattutto Milano, Torino, Bologna, Mestre, Bologna, Firenze, Roma e Napoli, ma ci troviamo anche di fronte a una desertificazione progressiva dei cosiddetti borghi di montagna. Siccome il National Geographic è una rivista che si basa molto anche sulle fotografie, qui nell'ultimo numero di dicembre ci sono tante fotografie legate per esempio all'Abruzzo, in parte alla Puglia, all'Abruzzo, al Molise e alla Lucania. Sono borghi che vengono abbandonati progressivamente. Voi direte, vabbè, è una vita che sentiamo parlare di questo. Però adesso la situazione è drammatica. Perché che cosa si è creato negli ultimi tempi? Si è creato una forma di fobia di ciò che riguarda l'isolamento e la solitudine. Ma dice, come controobiezione? Ma non esistono i social per riuscire a comunicare con gli altri in qualsiasi posto? Allora, questo fa parte della realtà virtuale, vedremo cosa verrà fuori con l'intelligenza artificiale. Però voi dovete mettervi nella testa di un bambino o di una bambina, di un ragazzino che cresce in questi borghi sperduti, dove a parte i servizi in genere di prima distanza, ma anche tutti gli accessi possibili e immaginabili alla cultura, all'economia, alla vita associata in senso costruttivo, alla possibilità di conoscere persone dell'altro sesso, o nel caso LGBT dello stesso sesso, l'importanza, ma comunque che abbiano un'effettiva attrattiva, è molto bassa. E allora qui l'appello del National Geographic qual è? Dobbiamo fermare la fuga dai paesi periferici. Questi borghi sono abitati da 13 milioni di italiani. 60 meno 13 cosa fa? 47 milioni. 47 milioni vivono in contesti urbani, periurbani o di borghi grossi e vivibili, dove comunque c'è tanta roba. Questi invece abitanti sono in una condizione difficile, specie se anziani, ma non solo. Beh, i giovani li ho parlato prima. Adesso, anche parlando degli anziani, immaginatevi voi cosa possa succedere se non ci sono delle associazioni sempre di buona volontà, come dicevamo prima. Allora, fare qualcosa cosa significa? Allora, prima via, architettura, ristrutturazione e restauro. Lì bisogna vedere fino a che punto l'investimento, quindi parliamo anche di economia, l'investimento di un bel po' di soldoni in relazione a lavori più difficili di quelli che avvengono nelle città, come restauro complessivo, recupero a vario livello,
E poi soprattutto la possibilità di convincere e la necessità, ma gravosa, di convincere le persone di restare lì in una situazione più agiata e più confortevole, ma sempre distante da quella che è il contesto complessivo. Allora, qui scatta un meccanismo che dovrebbe competere in teoria allo Stato e alle regioni, e tra poco arriviamo proprio al regionalismo federalistico, che proprio grazie al federalismo, secondo me, potrebbe veramente riuscire a rilanciare questi siti, questi borghi, queste determinate realtà attraverso uno sforzo complessivo trasversale che evidentemente deve coinvolgere numerose persone e numerose iniziative che riescono in qualche modo a ridare un senso, una speranza e uno scopo di vita per rimanere lì a tutte queste persone. E quindi, per esempio, penso a un'agricoltura che si debba evolvere in una direzione di investimenti e di resa più sostanziosa rispetto a una determinata realtà attuale. E poi ancora e soprattutto una vita associativa e culturale che dia un'adeguata speranza a tutte queste persone. Guardate che io tante volte ho riflettuto. Chi vive nelle città è abituato ad avere tutto abbastanza vicino, abbastanza, poi ci sono mille sfumature. Chi vive in un contesto di campagna è costretto realmente a percorrere, anche al nord, a percorrere chilometri e chilometri per arrivare a un ospedale, a un'istituzione di varia natura, a una scuola, a tutta una serie di elementi e fondamenti della vita associata che per noi sembrano scontati, ma assolutamente non lo sono. E quindi tutto questo crea quella difficoltà proprio sempre per quella legge di compensazione. Ma ci sono i social, ma proprio perché ci sono i social, a un certo punto uno vuole che per converso la vita non social sia più comoda, più confortevole e più gratificante. Siamo in pausa, ci sentiamo dopo. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Salve a tutti, sono Babbo Natale. Mio caro Babbo Natale, ti rubo la linea, sono Max Martinelli e volevo augurare buone feste a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà. Tanti auguri anche dalla Exclusive Dance Chart dai più belli d'Italia. Babbo Natale, a te la linea. Buone feste! Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? A te la linea. Grazie, ecco allora la seconda parte con la presenza di Roberto Priora. Salutiamo Roberto e subito domandiamo a lui di inquadrare il tema dei LEP, quindi livelli essenziali di prestazione, nell'ambito del dibattito politico-sociale attuale. A te la parola, Roby! Un saluto. Bene, ciao Andrea e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Ti ringrazio di avermi invitato in questa trasmissione per affrontare un tema che è legato innanzitutto a una tradizione di battaglie del regionalismo politico, anche e soprattutto leghista direi, che legate all'autonomia e in particolare al DDL Calderoli, dove la questione dei LEP, ovvero i livelli essenziali delle prestazioni, è un tema assolutamente importante. I livelli essenziali di prestazione sono degli standard normativi previsti dalla Repubblica Italiana in tema di prestazione e diritto di cittadinanza. Ricordo che essi furono introdotti nella legge costituzionale del 18 ottobre 2001 nell'ambito del processo di decentramento amministrativo nel comma terzo dell'articolo 117 della Costituzione titolo quinto, che nella riforma che appunto del 2001 ha introdotto tali parametri
per garantire che il processo di decentramento non porti a squilibri problematici economici tra le regioni. Il DDL, cosiddetto DDL Calderoli sull'autonomia differenziata, ha senza dubbio portato tale tema alla ribalta del dibattito politico e sociale, dal momento che tale tema, quello dell'autonomia, da anni patrimonio comune dell'agenda politica dell'attuale coalizione di governo, quindi del centrodestra, sta, come tutti sapranno, affrontando un iter parlamentare e istituzionale complesso. In questo contesto che questo aspetto dei LEP, che era un aspetto diciamo più che altro tecnico per giuristi o persone esperti di amministrazione dello Stato, ha assunto anche una valenza diciamo ideologica, dove si scontrano due fazioni, appunto una del centrodestra con la Lega in testa, quindi la Lega che è stata diciamo storicamente la forza propulsiva e continua a esserlo, questo va sottolineato, che diciamo sostiene la bontà del regionalismo differenziato, e l'altro del centro-sinistra che ritiene che si tratti, queste sono le parole loro, di una secessione per ricchi. Quindi con questa premessa il mio intervento vuole fornire un punto di vista sulla questione dell'EP, sia dal punto di vista metapolitico, partendo da una adesione alla dottrina federalista che è alla base sia del mio percorso di militanza politica e diciamo metapolitica, sia dal punto di vista delle scienze politiche, quale io sono laureato, ovvero quell'ambito pluridisciplinare e multidisciplinare che fornisce strumenti razionali per lo studio approfondito del fenomeno politico. Questo è un fenomeno politico molto complesso e non può essere, diciamo così, banalizzato. Ovviamente io mi appoggerò agli studi di Stefano Bruno Galli, di cui raccomando lo studio di tutti i suoi libri. Diciamo, cominciamo col dire che il tema dei LEP è molto connesso all'accusa che il DDL Calderoli sia la secessione dei ricchi. Allora vediamo un po' cosa vuol dire secessione dei ricchi, perché innanzitutto è un'affermazione falsa, perché tale riforma non ha nulla a che fare con la secessione, come pensa qualcuno che addirittura diciamo evoca scenari drammatici della ex Jugoslavia negli anni 90. Cioè, tutto questo è assolutamente infondato, palesemente infondato. Ora, a parte il fatto che la secessione sia di per sé un male, è un'opinione discutibile. Infatti vi sono molti sostenitori, molti pensatori e giuristi che sostengono la sua bontà anche sulla base del diritto di autodeterminazione dei popoli. E riguardo alla parola dei ricchi, che poi è sempre associata a egoisti ignoranti, invito a leggere il testo Il Grande Nord, cultura e destino della questione settentrionale di Stefano Bruno Galli, un testo del 2012 fatto molto bene come tutti i suoi testi d'altronde. Addentrandoci nel merito della riforma, segnalo che sempre Stefano Bruno Galli nel 2022 ha messo a tema questo tema e nel testo Manifesto per l'autonomia uscito per Biblion. Cominciamo con dare una definizione del concetto di autonomismo. L'autonomismo è un movimento politico che si batte per il rafforzamento del potere locale, il rapporto di conflittualità e competizione con il potere centrale, ma è distinto dall'indipendenza, perché il primo si inquadra e rimane nell'ambito dello Stato nazionale, mentre l'opzione indipendentista è la fuoriuscita adesso, quindi è una cosa diversa. Ora, la base dell'autonomismo è la regione,
istituzione che nasce dopo il Risorgimento sulla base, diciamo, di autori come Pietro Maestri e Cesare Correnti. Anche lo stesso concetto di macroregione, come spiega Stefano Bruno Galli, è un po' una variante, diciamo, di questo aspetto del regionalismo, il cui processo di decentramento, di cui appunto noi stiamo parlando, diciamo, assume una dinamica autonomista nell'inquadramento giuridico che ha fatto la Costituzione italiana agli albori della Prima Repubblica, diciamo, un'assemblea costituente. Ora, come sostiene Stefano Bruno Galli, e come sapranno tutti i nostri ascoltatori, la storia dello Stato italiano è quella di un federalismo mancato e un regionalismo tradito. Quindi l'accusa dell'Italia di spaccare l'Italia è infondata per il semplice fatto che il regionalismo differenziato è nella natura dell'Italia profonda. Qui potremmo citare scritti di Proudhon che scrisse dei testi che diceva che l'Italia è, diciamo, per natura uno Stato federale, o meno avrebbe dovuto esserlo. Nonostante comunque tutto, va detto che la riforma del 2001 del titolo quinto, che avviene, diciamo, anche grazie alla pressione della Lega che ha, diciamo, imposto questo tema, prevede la possibilità dell'attuazione del cosiddetto regionalismo differenziato. Infatti l'articolo 116 riformato del titolo quinto del 2001 prevede che le regioni possono negoziare 23 competenze, 3 esclusioni dello Stato e 20 concorrenti. Quindi stiamo parlando di un rapporto diverso tra lo Stato centrale e le regioni, dove senza dubbio in questo quadro queste ultime possono acquisire una maggiore autonomia legislativa e anche avere magari maggiori risorse per agire sulle diverse esigenze territoriali, perché insomma la Lombardia non è il Molise, con tutto rispetto per il Molise ovviamente, e dove, lo ribadiamo, però siamo all'interno di un quadro unitario nazionale dove non viene meno la solidarietà verso le regioni meno ricche, ma al contempo però si cerca di uscire da logiche omologanti e dannose per la tradizionale diversità regionale e al contempo anche più efficienti al passo coi tempi. Quindi mi sembra una riforma ragionevole e dove appunto non è vero il discorso che si spacca l'Italia. Assolutamente. Quindi all'interno di questa trama che tu ci hai illustrato meravigliosamente, i LEP che funzione hanno? Ecco, analizziamo più specificatamente il tema dei LEP, per favore, Roby. Certo, allora come abbiamo detto il meccanismo dell'associazione dei ricchi è impossibile, dal momento che i LEP sono parte fondante del quadro costituzionale, di cui il DDL Calderoli è l'attuazione, cioè, ovvero fissa la roadmap, cioè l'iter con il quale le regioni a statuto ordinario che vogliono possono dar luogo a intese tra Stato e regioni previa consultazione degli enti locali nell'assegnazione di competenze. 14 di queste competenze sono subordinate ai parametri dei LEP, ovvero questo processo di decentramento deve garantire degli standard di efficienza su tutto il territorio nazionale. Quindi perché deve garantire diritti connessi all'istruzione e alla formazione, diritti alla salute, diritti all'assistenza sociale e alla mobilità e trasporto. Quindi diciamo nell'ambito di 14 di queste competenze ci deve essere comunque devono essere garantiti i diritti, quindi ci deve essere una gestione economica, diciamo, accorta in tal senso. Tale aspetto ovviamente è stato recepito dal DDL Calderoli, quindi, e nessuno pensa di danneggiare le regioni con più problemi, questo va chiarito. Semmai il punto è una questione della sua gestione, che è diverso. Come dicevo, 14 queste competenze
nel processo di attuazione del 117 comma terzo è subordinato ai LEP. Quindi nessuno può negoziare se prima non vengono garantiti in modo uniforme su tutto il territorio nazionale delle prestazioni che garantiscono dei diritti, dei diritti. Quindi lo stesso DDL Calderoli dice prima di fare la consultazione devono essere stabiliti i parametri, quindi non è questo va detto. Come? Allora il DDL Calderoli sostiene, nella legge che è stata approvata a giugno, dice che il governo ha 24 mesi di tempo, quindi 2 anni da quando è entrato in vigore, per definire i parametri dei LEP con dei decreti. Quindi quando si dice ma non ci sono coperture, effettivamente non si sa di cosa si parla, perché il DDL non prevede la definizione, non prevede la definizione non perché la esclude, ma perché la definizione è un processo che inizia con il DDL Calderoli, ma non termina con esso. E prevede un iter lungo, complicato, oltre che combattuto. Infatti, come è risaputo, la Corte Costituzionale ha bocciato una parte della riforma ed è stato indotto un referendum a centrosinistra, quindi c'è stata anche questa complicazione. Infatti quest'ultimo ha sostenuto questo la riforma, praticamente la Corte Costituzionale, che comunque è una realtà centralista, ha sostenuto che popoli e nazioni non sono unità frammentabili, quindi la Presidenza del Consiglio non può emanare decreti, ma deve essere Parlamento. Quindi praticamente parole molto semplici, ha cercato di boicottarci, sta cercando di boicottare. Ora, posto che l'autonomia è un diritto costituzionale, come abbiamo detto, che i popoli lombardi e veneti nel referendum del 2017 hanno dato il mandato a trattare per una maggiore autonomia, con anche molti voti, il processo delle coperture può sicuramente trovare una quadra, sia tra esigenze nazionali e regionali, ed è evidente che vi sia la volontà di strumentalizzare il pur delicato equilibrio economico-sociale per bloccare ogni istanza autonomista. Ora, indubbiamente noi siamo consapevoli che trovare un equilibrio, trovare questo equilibrio sia una questione aperta. Il DDL a volte è un po' ambiguo sul fatto che da un lato dice che tali coperture non devono trovare oneri di bilancio dello Stato, ma c'è anche da dire che dall'altra parte un'altra parte del DDL dice no, però lo Stato può intervenire. Quindi è una questione è ambigua, ma anche perché la questione è complessa e va tenuto conto della complessità del tema. Quindi dire che non esistono coperture in assenza di procedure di definizione è un chiaro attacco politico, perché effettivamente appunto visto la complessità anche come è stata scritta, non è vero che come dicono appunto le forze centraliste mancano, cioè la questione è ben più complessa. Quindi, e tra l'altro avere per Lombardia e Veneto, ma anche per altre regioni del nord, che dopo valanghe di miliardi mandati per mantenere un assistenzialismo che funziona come sappiamo, è legittimo, mi pare inaccettabile che molti continuino per usare un eufemismo, a chiudere gli occhi per un sistema che ha danneggiato anche il Sud. Questo lo ricordiamo. Infatti si vada a leggere sotto questo aspetto i corposi studi di Nicola Zitara, che già negli anni 60 diceva che lo Stato centralista ha creato la questione meridionale, cioè lui proprio sostiene questa posizione in modo anche molto chiaro.
Noi federalisti identitari abbiamo e insegniamo il rispetto per tutti i popoli, questo va detto, e ci interessiamo, oltre che della questione settentrionale ovviamente, anche di quella meridionale, di quella sarda, eccetera, eccetera. Quindi noi abbiamo rispetto per tutti i popoli, questo va chiarito. Quindi non c'è nessun razzismo egoista. La solidarietà nazionale noi la rispettiamo, ma temo che molti la strumentalizzano per opprimere i popoli, che è una cosa completamente diversa. Ora, a parte la questione tecnica dei LEP, ma dove c'è scritto che federalismo, regionalismo sia particolarismo razzista? Cioè, se uno va a studiare la dottrina federalista e diciamo anche le applicazioni in stati nazionali, lo può vedere e può vedere che comunque per ignoranza e malafede si confondono le acque. Quindi, diciamo, ricapitolando, massima attenzione ai LEP, ma credo che sia necessario promuovere la conoscenza della dottrina federalista, sia a livello diciamo, accademico, negli studi di scienze politiche, sia diciamo, sempre a questo livello gli studi sull'etnoregionalismo, come avevo già detto, che sono temi correlati, perché purtroppo per varie ragioni manca una mentalità di questo tipo. E questo fa sì che si creino tutta una serie di equivoci. Quindi è importante, secondo me, una politica culturale che diffonda appunto con studi fondati questo tema, sia appunto dal punto di vista diciamo accademico delle scienze politiche, ma anche dal punto di vista divulgativo, della comunicazione. E questo è importante perché diciamo, è un paese che diciamo che di fatto centralista, sì, ha avuto federalisti importanti, movimenti autonomisti, leghisti, eccetera, eccetera, ma manca spesso una cultura. Questo è importante. Quindi ribadisco che io non ho paura a utilizzare il termine federalismo etnico, messo a tema dal grande Guy Hérault. Ma anzi ritengo che la battaglia per l'autonomia e le culture popolari sia non solo un diritto ma anche un dovere. Quindi è una battaglia di rispetto per i popoli. Quindi non c'è razzismo, eccetera, eccetera. È una battaglia di rispetto per i popoli. Certo. Quindi i federalisti integrali da cui deriva Guy Hérault e anche i nostrani, Salvadori, Chanou e tutto il filone delle piccole patrie insegnano il rispetto per i popoli. E questo va sottolineato a chi vuol confondere la vera solidarietà dei popoli e delle persone, sacrosanta, con altre cose. Quindi questo è importante. Quindi, tu hai scritto anche hai sottolineato in alcuni interventi quanto i LEP, ecco, finiamo ancora sui LEP, riguardino salute, trasporto, ambiente ed energia. Personalmente, vediamo la tua idea, io sono d'accordo perché questi LEP che riguardano salute, trasporto, ambiente, energia devono essere garantiti in modo uniforme su tutto il territorio nazionale. Personalmente io sono d'accordo su questa cosa. Ma non c'è solo salute, trasporto, ambiente e energia, c'è la scuola, c'è la magistratura sulla quale noi possiamo lavorare per dilatare il nostro sacrosanto autonomismo, no? Quindi a un certo punto o lo Stato lo si disfa e non lo si può disfare, la vogliamo capire che non la si può disfare questo Stato o no? O vogliamo continuare a battere la testa contro il muro? Lo Stato va riformato radicalmente e soltanto attraverso l'autonomia differenziata e l'ammissione dei LEP noi possiamo arrivare a qualcosa. Dici la tua parola finale, caro Roby, su questa faccenda. Sì, io sono pienamente d'accordo con te, mi sembra un discorso assolutamente di buonsenso. È evidente che nessuno pensa soprattutto su un tema così delicato come la salute, ma anche sugli altri aspetti. Nessuno pensa di voler creare dei grossi problemi, per carità, cioè ci mancherebbe. E ovviamente avere uno Stato anche federale o appunto di regionalismo differenziato o anche federale, questo non significa
che non ci debba essere, diciamo, la solidarietà tra i popoli. Però un conto è la solidarietà tra i popoli e le persone, e questo sono assolutamente d'accordo. Un'altra cosa è invece lo statalismo omologante, che diventando sordo a ogni questione di autonomia crea poi la reazione opposta, che diciamo l'indipendentismo, che però è poi insostenibile per tante ragioni, purtroppo o per fortuna, eccetera, eccetera. Quindi la via migliore è appunto questa qui, quella del riformismo autonomista, che possa andare verso uno Stato federale, diciamo andare verso un federalismo per, se vogliamo, disgregazione, nel senso di passare da uno Stato centralista a uno Stato autonomista, a uno Stato federale. Questo è quello che dice Stefano Bruno Galli, e dice per l'Italia, diciamo, il modello potrebbe essere il caso dei Belgio o il caso ad esempio spagnolo, perché mi dice il federo regionalismo spagnolo, che diciamo dopo il franchismo un po' assomiglia anche al nostro caso, un po', diciamo, lì sono, se vogliamo, più avanti. Però questo riconoscere, diciamo, le diversità dei popoli non è assolutamente qualcosa, diciamo, che vada contro la solidarietà. Quindi questo va detto. Ma assolutamente, quindi rispetto per i LEP, non è che possiamo calpestarli i LEP. I LEP sono la garanzia stessa, salute, ambiente, trasporto, energia, che poi tutto il resto vada nella direzione di un'effettiva autonomia. E qui penso anche a un certo presidenzialismo che a me non dispiace. Certo, non è il presidenzialismo di adesso con le figure ultime che sono state incarnate adesso, con tutto il rispetto della loro personalità in se stessa, che non si discute come preparazione, come cosa, ma non deve costituire il presidenzialismo a sfondo federale una garanzia assoluta del federalismo. La prima preoccupazione di un presidente della Repubblica deve essere il federalismo, accidenti, se no, capite, non arriva a quadrare tutto il nostro discorso. Non so, ecco, per cui al tempo stesso rispetto alle istituzioni statali, ma pressione verso le stesse in chiave di consenso popolare, questo è evidente, sulle garanzie fondamentali di dilatazione rispetto ai LEP altrettanto necessari di tutte le prerogative, i diritti e le realtà che riguardano l'effettivo autonomia. Penso a una scuola dove si insegni finalmente tutta la cultura locale, storia, memoria, tradizione, toponomastica, lingua. Penso a una magistratura dove si riguardi, come proponeva l'onorevole Castelli una volta, al massimo della sua pregevole attività di ministro, il rispetto verso la tradizione giuridica locale, ecco, che è la nostra, è padano-alpina, non è una tradizione diversa, o anche tutto quello che riguarda il mondo dell'arte, della cultura, che va salvaguardato in maniera sostanziosa. Quindi il fondamento di un leghismo evoluto, secondo me, sta proprio in questo equilibrio. Sei d'accordo con me? Chiudiamo perché siamo alla fine della trasmissione. Sì, assolutamente, Robby. Ma tutti, se uno va a vedere, va a studiare i vari stati federali, ce ne sono tanti, sono delle realtà dove comunque vi è questo equilibrio, che è un equilibrio che è possibile avere. Cioè, uno va a vedere la Svizzera, gli Stati Uniti, la Germania, eccetera, eccetera. È possibile avere questo equilibrio, non c'è nulla di strano, anzi permette meglio avere diciamo un potere, diciamo, articolato, diciamo, coniugare, diciamo, le istanze regionali con quelle nazionali. Cioè, certamente. Ci sono anche varie tipologie di federalismo, non c'è nulla di strano. Il problema è che manca questo tipo di cultura, e poi si creano i due opposti,
Bravissimo, che si bravissimo. scontrano, ma diciamo un equilibrio è possibile, quindi il regionalismo differenziato è già un passo in avanti. Guai a ragionare muoia Sansone con tutti i filistei. Questa è la rovina, la distruzione del leghismo stesso e del senso ultimo di quello che lega e non distrugge, quello che crea e non abbatte. Un grande abbraccio, grazie Roby per aver chiarito come al solito le cose più importanti. Un grande abbraccio a tutti, Venezia risorga, risorga Venezia per sempre, a risentirci.